Buonasera a tutti, benvenuti qui a Isamar. Do un benvenuto a tutti i presenti, agli ospiti, ai giornalisti. Ringrazio lo staff che ha permesso di organizzare questo evento per noi così importante e che sarà la presentazione del libro di cui poi appunto parleremo, che è l'Autonomia e la rivoluzione necessaria, autore Luca Zaia. Dunque, io mi presento, sono Sabrina Talarico, sono una giornalista, anch'io scrittrice, autore di libri, anche se di argomenti diciamo diversi da quello che tratteremo questa sera, argomenti più leggeri. Io mi occupo di turismo, però il turismo sappiamo che negli ultimi anni è diventata l'industria più importante d'Italia, tra le più importanti d'Italia. Oggi fa numeri molto importanti, così come il turismo open air di cui parleremo. Parliamo di quasi 600.000 presenze, 600 milioni scusate, di presenze all'anno, 12% del PIL, fatturati intorno ai 43 miliardi. Io adesso entrerei nel vivo di questa presentazione, chiamando qui il nostro ospite d'onore, che sicuramente molti di voi o tutti conoscete, e presento e chiamo sul palco Luca Zaia. Un applauso. Spero che il microfono funzioni. Sì. Funziona. Puntualissimo. Bisogna essere puntuali. Ecco, Luca Zaia è il presidente della Regione Veneto, voi lo sapete, poi comunque la presenterò perché mi dicono che bisogna farlo, e quindi però prima di presentarla io chiamerei sul palco una rappresentante della proprietà della famiglia Pagnan, che è Silvia Pagnan. Vieni Silvia. Prima di darti il microfono, Silvia, dico solo che ce l'hai già, bravissima. Dico solo che siamo in questa oasi meravigliosa che appartiene appunto al gruppo Isaurides, una delle 3 strutture ricettive importanti del Veneto. La famiglia Pagnan è il pioniere, il precursore del turismo open air, che adesso è un trend e ha un successo clamoroso, ma negli anni 70, quando è nato Isamar e quando è nato il gruppo, non lo era, e voi quindi siete stati imprenditori visionari e non so, ci dici tu qualcosa? Buonasera a tutti, ciao Presidente, grazie di essere qui. Vi do il benvenuto a nome anche della mia famiglia che è qui rappresentata, a nome di tutto il management della nostra azienda e anche da parte dei nostri ospiti che sono qui numerosi oggi ad accogliervi. Quando ci hanno proposto di ospitare qui da noi l'evento di presentazione del tuo libro, abbiamo accolto con molto entusiasmo questa proposta. Innanzitutto perché sappiamo che tu sei un profondo conoscitore e stimatore del nostro settore, che è il turismo all'aria aperta, che è un settore in enorme crescita, con un enorme potenziale di sviluppo, che fa ormai numeri di tutto interesse, forse tra i più dinamici dell'industria turistica italiana, ma soprattutto, visto che stasera parliamo di Veneto, un settore che ha in Veneto le sue manifestazioni più eccellenti. Le grandi strutture, le strutture più strutturate, più riconosciute all'estero e più rinomate del open air italiano si trovano, tra cui possiamo con orgoglio annoverare i nostri villaggi, si trovano in Veneto. Quindi questa è sicuramente una cosa che deve renderti molto orgogliosa. Tu sai che l'open air in Veneto ha 3 poli fondamentali: uno è la Goligarda, uno è la zona nord di Venezia e uno è il territorio in cui ci troviamo oggi. C'è la parte a sud della laguna veneziana che va da Chioggia al Parco Naturale del Delta del Po, dove nel Parco Naturale si trova l'altra nostra struttura, la Ricarda. Sappiamo, e è un'altra cosa che ci riempie d'orgoglio anche vedendo quello che pubblichi, qualcosa hai pubblicato anche recentemente sui social, che sei anche un grande fan, estimatore del Parco del Delta del Po,
come noi del resto, tant'è che abbiamo fondato lì la nostra seconda impresa turistica. E quando questo è successo, che risale circa una quindicina d'anni fa, noi siamo stati forse per un certo verso coraggiosi, ma comunque senz'altro pionieri nel portare lì nel parco quella che è stata la prima ed oggi possiamo dichiarare la più importante industria turistica del territorio. Barricato Holiday Village infatti porta nel territorio del Delta circa 250.000 presenze, di cui la metà sono straniere, e quindi dà un contributo significativo alla promozione e alla valorizzazione di quel territorio. Noi siamo un'azienda familiare, di cui io rappresento assieme a tanti miei cugini che sono qui oggi la terza generazione. Abbiamo una lunga storia nel turismo, facciamo ospitalità da più di 50 anni, siamo un'azienda con radici solide, con valori solidi. Siamo diventati grandi, oggi il nostro gruppo totalizza 700.000 presenze, offre all'incirca 8.000 posti letto, dà opportunità di lavoro a circa più di 500 persone, e tutto questo ci riempie di orgoglio, ci sprona ad andare avanti, a continuare a lavorare. Siamo qui per consegnare al futuro, anche con molti progetti legati alla sostenibilità, un patrimonio ambientale, culturale e anche di business molto importante. Non vorrei dilungarmi più di tanto, quindi credo che questa sia una bellissima occasione per stringerci la mano oggi e augurarci di trovarci presto con te a discutere delle sfide e delle prospettive future del nostro settore. Grazie. Grazie.